Ultimi dati Auditel nel mese di luglio ed è un nuovo record quello raggiunto dalla nostra emittente per ascolti. Antenna 3 è la prima televisione regionale d'Italia. Restano in carcere i due cugini moldavi che hanno ucciso di botte a Mestre il 33enne Lorenzo Nardelli. Per gli inquirenti un agguato pianificato, gli arrestati continuano a ribadire l'ipotesi del tentato furto. Paura sugli autobus a Meolo dopo un tamponamento tra furgone e un mezzo di ATV. Si schianta contro un'altra vettura sulla Treviso Mare. A Mestre sul Terraglio bus ACTV in un fosso. Ripresi in un video i giovanissimi vandali notturni che hanno colpito il villaggio Stella Marisa della diocesi di Treviso a Bibione. I danni dal chiosco sulla spiaggia alla passeggiata sul lungomare. A Venezia sul fronte spopolamento si avvicina il sorpasso del numero di posti letto per turisti che presto saranno più dei residenti. Blitz anti-imbrattamento a Rialto. Veneti indebitati nel 2022 per quasi 25.000 euro a famiglia. A dirlo l'ufficio studi della CGA di Mestre che lancia l'allarme con l'aumento del debito, negozianti e artigiani a rischio usura. Il corpo di San Pio X tornerà a Venezia il prossimo ottobre in occasione dei 120 anni dall'elezione al soglio di San Pietro. Il pellegrinaggio dell'urna si terrà dal 17 al 22 ottobre 2023. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Tanti i fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. Prima però una notizia che ci riguarda da vicino. Gli ultimi dati Auditel del mese di luglio certificano un nuovo record per la nostra emittente. Antenna 3 è la prima TV regionale d'Italia. Prima televisione regionale d'Italia per ascolti medi certificati Auditel. È un nuovo record quello di Antenna 3 che si conferma leader dell'emittenza televisiva locale anche a livello nazionale con il traguardo raggiunto nel mese di luglio. La televisione regionale più vista tra le reti locali di tutto il paese, battendo corazzate storiche di altre regioni ben più popolose del Veneto. Antenna 3 è prima con un ascolto medio di oltre 8.700 telespettatori e 438.000 contatti giornalieri contro i 7.900 circa registrati in Puglia da Telenorma con i suoi 386.856 contatti. Supera Videoline, emittente sarda, che registra un ascolto medio di 8.495 telespettatori e quasi 360.000 contatti. Davanti anche alla Campana Canale 21 con un ascolto medio di 6.963 telespettatori e 378.000 contatti e la Meneghina Tele Lombardia che si ferma ad un ascolto medio di 6.259 spettatori e 399.000 contatti. Un mese intenso quello di luglio sul fronte delle notizie e che conferma il gradimento record per Antenna 3, già leader indiscussa a nord-est. L'emittente che ha infranto ogni record non ferma mai la propria opera di informazione autorevole, puntuale e apprezzata dal grande pubblico ogni giorno con i telegiornali e gli approfondimenti a firma delle redazioni del Network Media Nord-Est. Un nuovo record che dobbiamo ancora una volta a voi, a chi sceglie quotidianamente di mantenere l'indissolubile legame con Antenna 3 e fare luce su problemi, opportunità, eccellenze e la voce dei cittadini di un territorio che tiene al proprio sviluppo. Ne è parte anche il successo di Antenna 3, ora anche prima televisione regionale d'Italia. Grazie. Dicevamo i fatti da Venezia e dal veneziano, inevitabile partire con la cronaca dall'omicidio di Mestre con le ultime novità sul caso per l'appunto dell'uccisione della 32enne di Salzano Lorenzo Nardelli. La relazione del medico legale Cristina Mazzaroli, che ha ispezionato esternamente il cadavere di Lorenzo Nardelli, dipinge il quadro di un massacro ad opera dei cugini di origine moldava Radu e Marin Rusu, 32 e 35 anni, avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì scorso nell'ascensore teatro del massacro, risultato zeppo di sangue, specie nella parte alta dell'abitacolo, è avvenuto nel condominio al civico 9 di via Rampa Cavalcavia a Mestre. Stando alla contemporanea ricostruzione investigativa, sarebbe stato Radu a sbattere ripetutamente la testa di Nardelli contro lo spigolo dello stipite dell'ascensore, procurandogli la frattura della parte anteriore destra
testa, del cranio, la rottura dei denti e la fuoriuscita di sangue da bocca, naso e orecchie. Di più, il dettaglio importante emerso dall'autopsia, che parla di morte sopraggiunta per politrauma cranico e toracico, sono le lesioni da trattenimento riscontrate sulle sue braccia. Significa potrebbe essere stato bloccato da uno dei due indagati, appunto, e picchiato selvaggiamente fino alla morte dall'altro. L'evento si è consumato in pochi minuti, si tratta di 15-20 minuti complessivamente, perché le telecamere hanno ripreso Nardelli che arrivava lì alle 11:05 e alle 11:22, 11:23 erano già in ascensore, già è stata chiamata, erano arrivate le forze dell'ordine più o meno. Ad arresto convalidati per entrambi i cugini il GIP del Tribunale di Venezia, Alberto Scaramuzza, nella decina di pagine di ordinanza ha richiesto particolari chiarimenti sul contraddittorio fornito dai due cugini rispetto alle testimonianze di quanto hanno visto e sentito i condomini. Tipo la porta se fosse aperta o chiusa, se fossero sicuri di aver chiuso la porta dopo essere andati a portare giù l'immondizia, se quando sono entrati all'interno dell'ascensore se è entrato prima il Nardelli e poi il Radu, oppure se sono entrati Radu e Nardelli insieme, perché questo sarebbe in qualche modo contraddetto da quello che ha visto dallo spioncino di casa alla dirimpettaia. Tra le ipotesi degli inquirenti anche il fatto che Nardelli possa essere stato attirato in una trappola tessuta nella rete dei due cugini. I suoi assistiti continuano a sostenere quindi la tesi del tentato furto in casa. Furto non sappiamo. Quel soggetto era in casa senza motivo, ovviamente senza il loro consenso, senza essere stato invitato. Prima a Mestre, poi sulla Treviso Mare, giornata da incubo per i bus di linea, in entrambi i casi delle stragi sfiorate. Era partito da Treviso direzione San Donà di Piave con 7 passeggeri a bordo il bus di linea della TVO che nel primo pomeriggio sulla Treviso Mare all'altezza di Meolo si è scontrato con una Skoda che procedeva nella direzione opposta. Un frontale come conseguenza del disperato tentativo da parte del conducente del pullman di evitare 2 furgoncini che si erano appena tamponati. L'effetto domino poteva quindi trasformarsi nell'ennesima strage. Solo la prontezza di riflessi dell'autista e la bassa velocità di entrambi i mezzi, circa 40 km orari, hanno evitato il peggio. Immediato l'intervento della macchina di soccorsi con SUEM, vigili del fuoco e Polstrada. Alcuni feriti sono stati medicati sul posto, 2 passeggeri in particolare saranno sottoposti a ulteriori accertamenti. In pronto soccorso anche l'automobilista della Skoda, comunque non grave. Poche ore prima a Mestre, sul terraglio vicino a Villa Salus, copione del tutto simile con un pullman, stavolta della CTV, che si è scontrato con il furgone di una ditta edile, terminando la sua corsa nel vicino fossato. L'incidente poco prima delle 11, paura tra i passeggeri a finire in pronto soccorso in condizioni non gravi, l'autista del bus. Impiegate tutte le forze dell'ordine con i rilievi affidati alla locale, tanti i residenti attoniti. Siamo passati, abbiamo visto e siamo fermi qua senza sapere. È una dinamica abbastanza impressionante. Certo. Comunque no, siamo arrivati, non capiamo ancora come che può essere successo questo fatto qua. L'impatto penso che è stato abbastanza violento. Comunque penso che i passeggeri sono rimasti all'interno chiusi, quindi non sono usciti dall'impatto, quindi fortunatamente sono salvi. 2 incidenti che arrivano al termine di una settimana nera per i bus di linea. Lunedì sera il mezzo mom piombato in un giardino sulla Noalese a Quinto di Treviso. Mercoledì pomeriggio il pullman a TVO finito capovolto a San Biagio di Callalta. In poco più di 5 giorni la cronaca di 4 tragedie sfiorate. Ordine pubblico, proseguono i servizi straordinari interforze di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locali disposti dal questore di Venezia nel quartiere Piave a Mestre. Nel pomeriggio di ieri i servizi hanno portato numerosi posti di controllo nelle aree sensibili dell'area, che hanno sottoposto a controllo 91 persone. Nei confronti di una di queste è scattata la denuncia per l'inosservanza del DASPO urbano, mentre 2 persone sono state segnalate all'autorità amministrativa per detenzione di stupefacenti per uso personale. Andiamo adesso a Bibbione, dove vandali sono entrati in azione alla casa per ferie della diocesi di Treviso e appunto ci sono anche dei video.
Ecco la notte brava dei vandali che hanno danneggiato le strutture sulla spiaggia della Stella Maris, la casa per ferie della diocesi di Treviso a Bibione in zona Pineda. Ripreso dalle telecamere di videosorveglianza si vede il gruppo di ragazzi e ragazze giovanissimi che festeggiano, come lo si intuisce quando entrano nel campo della telecamera le sedie rotte e lanciate sulla spiaggia a beneficio dei telefonini con flash che scattano a ripetizione. A scoprire il disastro la mattina seguente i volontari arrivati per sistemare ed aprire il chiosco. Hanno trovato una quindicina di sedie di plastica rotte, 4-5 tavoli, buttato giù una staccionata di plastica che serviva per dividere i reparti dei bagni. Hanno trovato tutto rotto, insomma, hanno tentato di buttare giù una porta con un calcio che ci sono riusciti. Danni per qualche migliaia di euro ancora in corso di quantificazione e c'è andata pure bene, commenta amareggiato il direttore. Se vanno gli ombrelloni, come è successo ancora, tagliano le teghe degli ombrelloni, rompono qualche ombrellone, là fanno prestito sui soldi perché costano. Vandalismi che fanno ancora più male se si pensa che la struttura è nata soprattutto per un turismo inclusivo rivolto a disabili, famiglie e anziani che qui possono trovare un alloggio privo di barriere architettoniche, ma anche una struttura che si occupa dell'inserimento lavorativo di persone con disabilità. La settimana scorsa vediamo l'associazione del Tonino Bello della diocesi sempre, erano 50 ragazzi disabili con 100 giovani che li accompagnavano. Hanno fatto una settimana, adesso abbiamo famiglie, una cooperativa sociale che viene qua. La struttura è stata pensata per la disabilità. Il raid vandalico dell'altra notte non è il primo e non ha interessato solo Stella Maris. Non hanno fatto solo da noi, lungo il viale c'erano tutti i bidoni del Mundici rovesciati in mezzo alla pista ciclabile. Purtroppo non è la prima volta che succede né a noi, perché è successo anche l'anno scorso, ma neanche ai nostri vicini a Bibione Spiaggia o Bibione Mare, che sono le due spiagge che confinano con noi. Anche loro subiscono questi vandalismi da parte di giovani di notte, che molto spesso, qualche volta li hanno trovati, spesso sono anche minorenni purtroppo. Da Bibione a Venezia per un blitz di Venezia.com a Rialto, e c'è un sorpasso eclatante quanto storico in vista. Mentre si pensa ad aprire una nuova stazione ferroviaria alla Marittima, tra pochissimo Venezia avrà più posti letto per turisti che per residenti. Con sapiente slalom tra i turisti, Matteo Secchi di Venezia.com aggiorna il celeberrimo contatore di veneziani nella farmacia di Campo San Bortolo. Bisogna levarne altri 117, da 49.442 a 49.325. Generalmente mal sopportato a Cafarsetti e accolto nel 2008 con un'alzata di spalle dall'amministrazione comunale allora in carica al motto di tutti i centri storici si spopolano, il contatore di San Bortolo ha un gemello posizionato in una libreria di Santa Margherita dall'Osservatorio Civico per la Casa Ocio, che attualmente conta 49.272 posti letto turistici tra alberghi, bed and breakfast e affittanze turistiche dichiarate. Al sorpasso dei posti letto turistici sugli abitanti mancano solo 53 unità, almeno ufficialmente. È il biglietto da visita con cui Venezia risponde alle critiche UNESCO per la mancata gestione dei flussi turistici. Tanto che qualche anno fa il prestigioso quotidiano Le Figaro aveva proposto che a questo punto la città, anzi il centro storico che si spopola, potesse essere amministrato più efficacemente dal consiglio d'amministrazione di Euro Disney. Sa che bisogna fare anche il pittore. Eticamente si può fare perché io sono veneziano, abito qua, amo la mia città, quindi tutte quante quelle azioni che hanno suscitato scalpore in giro per l'Italia con l'imbecille che fa il graffito sul Colosseo, questo è la stessa cosa, è il simbolo della città. Il Ponte di Rialto è a Roma come fosse il Colosseo, e quindi bisogna metterlo a posto. Il graffitismo sui monumenti di Venezia è una delle ultime frontiere di quel turismo che invece di portare via un souvenir vuole lasciarlo. Un'altra associazione di volontari, Masegna Nissioeti, da anni offre la sua opera di pulizia degli imbrattamenti. La pittura è stata approvata dalla sovrintendenza. La pittura c'è avanzata dal famoso Cleaning Day che ha organizzato Masegni e Nizioletti nel 2014. Noi avevamo avanzato della pittura perché avevamo fatto il ponte di Rialto, appunto, e quindi la pittura è approvata dalla soprintendenza. E a lasciare Venezia potrebbero essere anche gli uffici del catasto.
Anche gli uffici del Catasto e della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Campo Sant'Angelo potrebbero andarsene da Venezia, in questo caso con probabile destinazione Marghera. Al momento dall'Agenzia delle Entrate è stato predisposto uno studio di fattibilità, che però ha già suscitato più di una reazione, perché questo trasferimento si inquadrerebbe in un progressivo e drammatico svuotamento della città, in atto da anni e di pari passo con l'esodo dei residenti, di qualsiasi attività che non sia legata al turismo. Un allarme lanciato da Sara Arco della Municipalità di Venezia. La possibile chiusura dell'Agenzia delle Entrate ci preoccupa perché andrebbe ad allungare una lista che già conta diversi uffici ma anche giornali, fomentando così un'idea di Venezia parco divertimento e non più un luogo dove vi è terziario e attività produttive. Il prossimo passo, sicuro, sarà intanto il trasloco del Tribunale a Piazzale Roma, un trasloco che a Rialto lascerà vuota un'area immensa, il cui futuro non è ancora chiaro. Di fianco all'oramai celeberrima Calle devenezianizzata, con una sola famiglia di residenti e il resto di affittanze turistiche, Campo Sant'Angelo era stata il 16 aprile teatro di un'affollata manifestazione che chiedeva tra l'altro proprio delle politiche attive contro l'abbandono di servizi da Venezia. Chiediamo all'amministrazione che si faccia carico perché ciò non avvenga, ma non solo. Infatti questa richiesta sarebbe un percorso acefalo se non si avviassero anche politiche di residenza, di qualità della vita e qualità del lavoro. Secondo Sararco si deve lavorare perché Venezia non sia più considerata sede disagiata, attuando politiche attive per la qualità della vita, della residenza e dei servizi. Politiche di questo genere, conclude, renderebbero la nostra città attrattiva per categorie economiche differenti dalla monocultura turistica e aiuterebbero a ripopolare una città che si sta spegnendo. Ennesima fotografia impietosa della CGA di Mestre, famiglie sempre più indebitate, negozianti a rischio usura. Al 31 dicembre 2022 l'importo medio dell'indebitamento per nucleo familiare presente in Italia è salito a 22.710 euro, con il Veneto che ha superato l'indebitamento italiano di quasi 3.000 euro e pari a 24.911 euro. Complessivamente lo stock dei debiti bancari in capo a tutte le famiglie venete e italiano si è attestato sui livelli record, ovvero 52 miliardi e 550 milioni per la nostra regione rispetto ai complessivi 595,1 miliardi di euro per tutta Italia. Debito che per il Veneto è aumentato del 3,7% rispetto al 2021, ovvero lo 0,2% in più rispetto allo standard italiano. Così l'ufficio studi della CGA di Mestre, che a seguito di questi risultati paventa un altro rischio, la recrudescenza dell'usura. Sebbene lo stock dei debiti delle famiglie sia in aumento a causa dei rincari, dell'incremento del costo dei mutui, dell'impennata delle bollette, la situazione è critica, ma ancora sotto controllo. Va comunque monitorata attentamente, perché le banche prestano sempre meno soldi, soprattutto agli artigiani e piccoli negozianti, che a loro volta potrebbero essere tentati inconsapevolmente a ricorrere agli usurai, che in questi momenti di difficoltà sono i più disponibili ad aiutare, si fa per dire, chi è a corto di liquidità. Nonostante sia da tempo in calo il numero delle denunce per il reato di usura alle forze dell'ordine, non è da escludere infatti che l'incremento dei debiti di famiglie, negozianti e artigiani spinga più di qualcuno a rivolgersi agli usurai. Adesso per noi c'è la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta, parliamo adesso di Motondoso e inquinamento, ci sarebbero delle soluzioni. Forse non serviva l'UNESCO per dire che la città così com'è adesso collasserà prima o poi, nel senso che siamo tutti convinti che è una città bellissima, dove tutti hanno il diritto di venire, tutti indistintamente, ma io insisto, lo dico da sempre, non più tutti insieme. Presidente di Confesercenti Veneto e di Confesercenti Metropolitana di Venezia e Rovigo, Cristina Giussani è anche presidente nazionale del Sindacato Italiano Librai di Confesercenti. A Venezia gestisce una libreria che nel 2022 era rimasta l'unica a vendere ancora testi scolastici ai residenti.
un autentico servizio pubblico per quella che in realtà è una libreria nautica internazionale, motivo per cui tra i vari moniti dell'UNESCO alla città qui si parla soprattutto dei gravi problemi legati ad un traffico acqueo che provoca inquinamento emotondoso a livelli preoccupanti. È possibile che in centro storico non si riesca ad arrivare a una forma ibrida dove magari le barche sono con l'elettrico in centro storico e poi se devi andare a fare una consegna a Burano giustamente ti rimetti su un motore più potente, ecco. Allora, dopodiché bisogna organizzarsi, mettere le colonnine per la ricarica, bisogna pensare, bisogna cominciare a fare una progettazione che vada verso un sistema più sostenibile, perché vuol dire avere meno rumore, vuol dire avere meno moto ondoso, vuol dire avere meno inquinamento. Altro problema è la salvaguardia di una laguna che da più di mezzo secolo, secondo il pensiero comune, viene invece trattata come un braccio di mare. Qui la sfida è coniugare la tutela della sua fragile morfologia con le legittime esigenze economiche della città. Io penso che andrebbe portato il porto offshore, va secondo me messo all'esterno, in mare, in modo da poter poi gestire la laguna dal punto di vista ambientale senza crucciarci del porto, quindi senza scavi di nuovi canali, anzi magari ritornando a una situazione più antica dei canali scavati apposta per il porto. San Pio X ritorna nella sua Venezia. Dal 17 al 22 ottobre 2023 si svolgerà la peregrinazio dell'urna con il corpo del santo in vari luoghi del Patriarcato. O vivo o morto tornerò a Venezia, aveva detto nel luglio 1903 alla partenza per il conclave che lo avrebbe eletto Papa. Ora, dopo il primo pellegrinaggio avvenuto nel 1959, le spoglie di San Pio X, patriarca di Venezia dal 1893 al 1903, Papa dal 1903 al 1914 e proclamato santo nel 1954, saranno infatti nuovamente accolte e presenti nel territorio del Patriarcato, subito dopo la stazio della diocesi di Treviso nella prima parte dello stesso mese di ottobre. Chiudiamo così questa edizione veneziana dei nostri telegiornali, vi lascio al meteo, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Proseguono condizioni di stabilità atmosferica grazie alla presenza dell'anticiclone che garantirà bel tempo anche la prossima settimana. Il dettaglio intanto di domenica 13 agosto. Sul Veneto sarà una splendida giornata all'insegna del sole. Farà eccezione soltanto l'arco alpino dove potrebbero svilupparsi delle nuvole significative nel corso del pomeriggio associate anche a locali e brevi rovesci, appunto durante le ore più calde. Temperature in ulteriore lieve aumento, minime tra 17 e 24 gradi, massime tra 30 e 33 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà soleggiato, cielo sereno o poco nuvoloso, ancora con venti a regime di brezza. Temperature minime tra 21 e 23 gradi, massime sui 31-32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato al mattino ma con la possibilità di isolati temporali nel corso del pomeriggio. Temperature minime sui 19-22 gradi, massime intorno ai 33 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.